Sempre riguardo alla cultura, situazione della biblioteca di Portogruaro, ambienti stretti, angusti in villa comunale, ci doveva essere il trasferimento in Palazzo Venanzio che è occupato dal tribunale. Il tribunale a sua volta doveva essere spostato in villa Martinelli. Ma io posso fare una provocazione, è un'idea che dopo probabilmente andrà discussa. Io ho visto che purtroppo lì nella zona dell'Express Fosfati stanno restaurando questa palazzina, qualcuno ha scritto Palazzina Liberty, quella in parte che meglio che vada a vederla, quella è una palazzina che con Liberty non ha assolutamente niente a che fare, è un cubo, una casa a cubo, solo che gli anni, quella verso la strada. Che dovrebbe vendere il comando della finanza, sì, quello sulla strada, ma quello non ha niente a che fare con Liberty. Già poco aveva la palazzina dove c'è il GAL, sì, no? la conferenza dei sindaci, sì. no? Ma è il cubo di cemento che sta nascendo dietro sul lungo via Cimetta, che è la stradina interna che porta dietro al bar da Elio. Esatto. È lì quello che è la caserma della polizia. Sì, la cittadina della sicurezza. Quelle sono cubi di cemento. Ecco, io quei cubi di cemento spero siano fatti bene per far spostare lì uffici comunali, per spostare lì se è necessario anche la biblioteca. Cioè perché la cittadella della sicurezza, secondo me, si fa d'intesa con il comando della caserma Capitò. Si va là a valorizzare quegli spazi, quelle aree. Che ne pensi il sindaco Bertoncello che si è diciamo, imposto di voler fare a tutti i costi questa? Cioè costruire lì veramente sta... No, mi scioppa. Quindi la biblioteca, tu dici, un'ipotesi, ma se non arriva io spero, adesso lo scenario dovrebbe essere questo, il tribunale dovrebbe andare in Villa Martinelli, ma in Villa Martinelli bisogna fare tutte le strutture necessarie per il tribunale. Che non sono pochi, mi pare. Non sono pochi lavori da fare, quindi bisogna assolutamente, però quello è l'obiettivo, anche se il parcheggio in gran parte è occupato dai residenti del condominio tramite il ponte. Che tramite il ponte usano, quindi il parcheggio pubblico diventa un parcheggio privato. Vabbè, lasciamo perdere queste considerazioni. Speriamo lasciano almeno un po' di posti per la gente che deve andare al tribunale. Il Palazzo Venanzio, essendo la casa in cui è abitato Russolo, credo sia opportuno che la sede sia la sede dell'archivio storico, che va valorizzato, quindi va spostato dal municipio dove è la parte tra l'altro più agibile, è già catalogato in parte, spero che non sia, che il tempo non lo abbia disordinato, ma che vada utilizzato quindi come patrimonio assieme alla biblioteca, quindi può andare in Villa Venanzio con non solo biblioteca, con anche altre attività. Poi la villa comunale, se vogliamo che Portogruaro sia in grado di dire facciamo degli eventi culturali di valore, non puoi andare a destra e a sinistra, non puoi fare i mulini. Un'esposizione, i mulini possono diventare il luogo dei giovani, il luogo delle nuove opportunità, il luogo delle esposizioni veloci, i veri eventi dovrebbero venire sia dal punto di vista degli eventi diciamo culturali, nel senso di incontri, dibattiti eccetera, quindi convegnistica, che espositiva dovrebbe essere la villa comunale, che quindi dovrebbe essere liberata completamente dagli uffici. E gli uffici potrebbero andare al posto della caserma se ci stanno tutti, altrimenti ci sono altre soluzioni. La caserma